Eh, allora, parto col fare i complimenti alla Pisana perché comunque è capolista, per cui evidentemente ha tutti quei valori che servono per stare lassù. Però il più grande complimento lo faccio alla mia squadra che comunque sta dimostrando che uno può stare in questo torneo, questo campionato di Serie A e che può fare tranquillamente i punti che servono. Io continuo a parlare di zona salvezza e parlerò fino alla fine di zona salvezza. È la sesta vittoria consecutiva, ma è merito di questi ragazzi, sono ragazzi eccezionali, sia per umiltà, per tecnica, per voglia, dedizione, ragazzi che non mollano mai e lo dimostrano in campo. Comunque abbiamo fatto, sì è vero, 6 vittorie, ma se andate a vedere la maggior parte delle volte noi andiamo sotto. Anche in questo caso abbiamo preso il gol e là scatta qualcosa, non lo so, una forma di rabbia, di reazione e capovolgono spesso le partite. E sì, abbiamo avuto un grande Kutrupi, è un giocatore nel suo genere unico, fortunatamente gioca con noi, ma io voglio fare i complimenti a tutti, a veramente tutti e soprattutto ad Eugenio, il nostro portiere che viene citato poco mi sembra, ma secondo me è uno dei migliori portieri del torneo, almeno del momento, poi è giovane e oggi ha giocato anche un problema alla gamba. Un altro complimento a tutta la difesa, al centrocampo capitanata da Gian Donato, la difesa capitanata da Perelli, a Verteghi, a Roberti che è entrato nel secondo tempo, Piras, tutti hanno dato il loro, Eric che alla fine fa il terzo gol, cioè questo è un gruppo eccezionale, proprio a livello di spogliatoio e questa è la nostra forza. Un'altra grande squadra, ripeto, le prime 4 di questo campionato giustamente Serie A sono 4 squadre eccezionali, ma anche la Pisana stessa, giocatori di caratura assurda. Eh, per quanto riguarda la Roma, noi affrontiamo ogni partita alla stessa maniera, o giochiamo con l'ultima o la prima, per noi è uguale. Questa qui è la mentalità del Peperino. Chi gioca nel Peperino non deve pensare che gioca contro la prima, contro la seconda, la terza o l'ultima. Gioca con il Peperino, per cui chiunque incontra deve giocare nell'ugual misura, nella stessa maniera e comunque voglio continuare a allenare questa squadra in questa maniera, portando questa mentalità e rinnovo comunque i complimenti alla Pisana, al suo allenatore, comunque è una squadra che gioca veramente, veramente bene con giocatori di talento estremo. Grazie mille.